Buongiorno a tutti, io sono Giovanna, sono mamma no FAS del comune di Lonigo. Siamo qui in presidio da venerdì 24 agosto fino a domani per dar sostegno alla Procura a continuare a portare a termine le indagini per condannare i responsabili di questo grave inquinamento di PFAS nella seconda falda più grande d'Europa. I nostri figli hanno concentrazioni altissime di PFAS nel sangue e mi sto chiedendo, è stato applicato un principio di precauzione? Se ciò non è stato fatto, vi prego, mettetelo come legge e che sia un principio di precauzione serio, come quello che se non metto il casco vengo multato o non metto le cinture quando salgo in auto vengo multata, e questo mi va bene perché mi va a preservare, è un deterrente per preservare la mia salute. Da capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Veneto e ex presidente della commissione d'inchiesta che si è occupato di affrontare il problema FAS all'interno del Consiglio regionale, io do il massimo sostegno a Giovanna, così come a tutte le altre mamme che in questo coordinamento Mamme No FAS sono qui da ormai 3 giorni e 3 notti, continueranno fino a martedì a dimostrare, a chiedere alla Procura di intervenire. Sul tavolo di questa Procura, la Procura di Vicenza, c'è già tutto, perché sono anni che sia la politica, parte della politica, il Movimento 5 Stelle sicuramente in primis, sia i comitati, le associazioni, i genitori, là ci sono anche dei bambini che sono loro, per cui tutti qui stiamo lottando, no? Guardate che bravi, sono rimasti anche delle notate qui nella tenda e hanno tutto sul tavolo, quindi è giunto il momento di agire, non chiediamo nient'altro, perché appunto la documentazione c'è, documentazione sia dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sanitario. Ora è il momento che chi deve intervenire intervenga, adesso o mai più. Sono stati fatti studi, sono state fatte commissioni, sono stati fatti eventi informativi, cos'altro dobbiamo fare ancora prima che qualcuno intervenga finalmente, sbloccando innanzitutto lo scarico di sostanze tossiche nelle acque che poi vengono bevute da 350.000 persone, ma soprattutto bisogna far pagare a chi ha inquinato, perché sul territorio tra Verona, Vicenza e Padova e oltre ci troviamo queste sostanze che in qualche modo devono essere tolte perché sono pericolose per la salute umana. Per cui io ancora una volta ringrazio le mamme no FAS che, ripeto, sono veramente delle leonesse, essere qui fuori dalla procura, qui io invito di chiamarle dentro, invito di chiedere loro di entrare, incontrarle e farle parlare, fargli esporre quelle che sono le motivazioni per cui loro hanno fatto questa iniziativa. Ecco, io concludo qui e spero vivamente che sia questo l'ultimo atto di una vicenda e chi deve intervenire intervenga definitivamente.